verso Malta il mercantile turco dirottato dai migranti soccorsi in mare e determinati a non farsi riportare in Libia come deciso dalla guardia costiera di Tripoli. A bordo ci sarebbero 77 uomini e 31 donne. Il caso, senza precedenti, rischia di avere ripercussioni internazionali. Poco fa un gruppo speciale delle forze armate maltesi è salito a bordo della petroliera, prendendo il controllo della nave che si sta avvicinando al porto della Valletta. Non sono naufraghi, ma pirati. L'Italia la vedranno con il cannocchiale, attacca Salvini. Questa è la dimostrazione più evidente che non si tratta di operazioni di soccorso di poveri naufraghi in fuga dalla guerra, si tratta di un traffico criminale di esseri umani gestito in maniera criminale che arriva addirittura a dirottare delle imbarcazioni private. Durante gli ultimi contatti il capitano aveva ripetutamente dichiarato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio erano stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti a procedere verso Malta. La ONG Mediterranea Saving Humans ha lanciato un appello alle istituzioni europee perché non voltino la testa dall'altra parte, si legge su Twitter, e aiutino le persone in fuga dai campi di concentramento libici. Ma intanto sul fronte ai migranti è tornata alla ribalta la vicenda della nave Sea-Watch e dei 47 migranti trattenuti a bordo per giorni prima di sbarcare, che rischia di trasformarsi in un altro caso di Ciotti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti ipotizzando il reato di sequestro di persona. Il fascicolo, dopo essere stato inviato a Siracusa, passerà oggi per competenza nelle mani dei magistrati di Catania. È in arrivo un altro processo contro di me, lo scopriremo solo vivendo, commenta Salvini. Di certo io non cambio idea, in Italia si arriva solo con il permesso.